Voi ci avete parlato di questi vitigni, che storie raccontano? Sì, attenzione, non facciamo solo il vino, dobbiamo conservarli, per cui dobbiamo cercare di salvarli, salvaguardarli. Abbiamo 3 campi di conservazione, questo potrebbe essere forse l'anteprima di quei 3 campi lì. Partiamo con questa uva che già di per sé è molto particolare, è la Piccola Nera. L'abbiamo trovata a Trieste, a Muggia, ed è straordinaria perché oltre ad avere fra qualche giorno dei colori, dei rosa stratosferici bellissimi, fa un vino buonissimo, ha 2 genitori incredibili per noi. Il primo è la Vulpea, una varietà che ha generato tantissime varietà anche del Veneto importanti, e l'altro è l'Iseré o Ouai Blanc, forse il più antico vitigno italico. Quindi ha un pedigree incredibile, una varietà che vale la pena non solo fotografarla perché è bella di suo, ma anche assaggiarla. E poi se scorriamo velocemente ci sono tante cose incredibili e particolari. Attenzione, qua siamo sull'Ottavia, è un vitigno che è stato scoperto da Graspo, è un DNA sconosciuto e sembrava un'unica vite su in Alta Lessinia, e invece, ragazzi, abbiamo scoperto che è importantissima nell'evoluzione del panorama ampelografico veneto, perché è un genitore importantissimo di una varietà straordinaria che è il Corvinone, la varietà con cui si fa l'Amarone, e l'Ottavia l'ha scoperta a Graspo, no? Poi se scendiamo, la Rossa Bourgogne, una storia altrettanto incredibile, un'unica pianta, quasi una vite da muro, che abbiamo trovato qui vicino, e abbiamo scoperto che è figlia di 2 genitori fondamentali proprio per il sistema veneto, perché uno è la Garganega che abbiamo casualmente qua sopra, e l'altro è la Cavrara, un vitigno a bacca rossa che troviamo soprattutto nel Padovano, un po' anche nel Trevigiano. E quindi storie incredibili di evoluzione o incroci pericolosi, incroci genetici che però fanno la differenza, quella che noi chiamiamo la biodiversità viticola. Questa per esempio l'abbiamo piantata solo l'anno scorso, Rossetta di Montagna, una varietà che pensavamo fosse perduta, l'abbiamo ritrovata sempre su in Alta Lessinia, l'abbiamo messa al sicuro qui da noi. E poi arriviamo, ragazzi, questa sì è una bella storia, queste 2 piante incredibili, guardate, Ortrete o Roter Ortling, da dove viene questa pianta qua? Chi è che ci ha dato le gemme per metterla in sicurezza? Questa viene dall'Alto Adige, siamo a Magrè e lì questa pianta maestosa, 200 metri quadrati, abbracciata a un palazzo antico del 1200, ha 424 anni. Ogni anno andiamo a prenderci l'uva e riconsegniamo a quella comunità a Magrè la prima domenica di ottobre il vino, una storia bellissima e direi una partita che abbiamo assolutamente vinto. Tutte storie che raccontiamo in questo libro. Ecco che entriamo in quello che noi definiamo il Cavò di Graspo. Alla nostra destra abbiamo tutte le varietà dipinte dal nostro presidente Aldo Lorenzoni, alla sinistra invece cominciamo a vedere un po' di bottiglie, ed è qui che noi conserviamo tutto quello che riusciamo a microvinificare e a lavorare e a conservare per poterlo poi mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. Simone, per farti capire che tipo di lavoro facciamo, ecco, questa prima ha parlato della Ottavia, no, della Rossetta di Montagna. In bottiglie piccole c'è, però uno dei lavori che abbiamo fatto è quello di vedere se alla luce del cambiamento climatico alcune varietà hanno capacità di in qualche maniera resistere e poter essere sul territorio. Prima abbiamo parlato dell'Iseré. L'Iseré è un vitigno imperiale messo a dimora durante il 200-250 d.C. Ricordiamo che in quel periodo c'era il cosiddetto optimum climatico, la temperatura era 1,5 gradi, 2 superiore alla media, quindi più o meno come oggi.
Abbiamo trovato questa varietà, il Liseire, l'abbiamo chiamato Liseire, l'abbiamo trovato a 700 metri. Cos'è che ci siamo limitati a fare l'anno dopo? Abbiamo preso le gemme, le abbiamo innestate a 50 metri. Perché? Perché il Liseire a 700 metri ci aveva sorpreso per la sua freschezza acida, molto ricco di freschezza acida. Bene, la nostra scoperta da 3 anni è quella di trovare che il Liseire portato a 50 metri, quindi a queste quote, conserva l'acidità, conserva la freschezza e può in qualche maniera essere un elemento di resistenza, non mi piace la parola resilienza, di resistenza e di sostegno ai vini in questa fase di cambiamento climatico.